Quarta corsa dall'Arcoveggio, confronto stringato ma qualitativo sul miglio per cavalli di 4 anni, 5 al via, 1 eclatante SE, 2 Ellodi, 3 elegante GSO, 4 Ernesto Spritz, 5 enorme Nap. Il pronostico vede eclatante SE molto appoggiato su Ernesto Spritz, che è l'avversario principale. Si corre sotto la pioggia, macchina che accelera, partiti l'errore di elegante GSO, mentre è veloce eclatante SE lungo la corda, che in breve va a condurre nei confronti di Ellodi. Numero 3, elegante GSO, Alla squalificato. terza posizione per Ernesto Spritz, sono rimasti in 3 perché Enorme Nappe è partito lontano, quindi 200 iniziali che se ne vanno per il battistrada in 14 e 6 e continua a guidare con una ventina di metri sui rivali, completa un quarto iniziale nell'ordine del 29 e 7. Intanto Ernesto Spritz si porta a ridosso di Ellodi, che intanto si è avvicinata eclatante 6 sul rallentamento del leader. 600 coperti in 46 e 7, in vantaggio eclatante 6. Ernesto Spritz lo ha ripreso praticamente e ha superato Ellodi quando siamo agli 800 in 59, appena scarso, tanto chilometro che se ne va nell'ordine dell'1:13 e 8. Sempre in vantaggio eclatante Ernesto Spritz che prova ad agganciarlo, ma siamo ancora lontani una lunghezza abbondante, 400 alla conclusione. Parziale svelto in 14 e 1. Metà della curva conclusiva, si è codato Ernesto Spritz, eclatante 6 in vantaggio, Ernesto che accenna ancora a spostare al largo, più indietro Ellodi, completamento della curva retta d'arrivo, eclatante 6 riparte, Ernesto Spritz non può che adeguarsi, eclatante SE viene a concludere facile sullo stesso Ernesto Spritz, al terzo posto più indietro Ellodi. 1:12 e 6, io ho 56 e 7 sul mio cronometro, 14 e 4, scusate, 29 e 1 il quarto conclusivo, io ho qualcosa meno, 28 e 7, comunque bel primo piano per eclatante SE che vedete nel finale Roberto Vecchione allunga bene allo steccato per controllare Ernesto Spritz che ha corso comunque bene vista la partenza un po' incerta e i metri regalati in partenza al favorito. Eclatante SE, Roberto Vecchione nuovamente a segno quindi per conto del team Elert e del signor Raffaele Sepe.